Il blitz all'alba, le forze dell'ordine hanno blindato e chiuso i due accessi a via Cardinal Callegari all'Arcella. La casa popolare Berta è stata sgomberata. 9 persone, membri del collettivo politico Catai, sono stati denunciati dalla Digos. L'alloggio di proprietà dell'Atera era stato occupato lo scorso 1° maggio da un gruppo di attivisti di Potere al Popolo. Da anni l'edificio, che un tempo era stato centro per anziani, era sfitto e abbandonato. Le operazioni di sgombero sono durate tutta la mattinata. Operai al lavoro per murare le finestre, mentre la polizia mette i sigilli alle porte. Poco lontano, al di là del cordone di agenti in tenuta antisommossa, decine di attivisti che sono accorsi appena si è diffusa la notizia dello sgombero. Con un post su Facebook hanno chiamato a raccolta volontari e residenti per protestare contro l'intervento delle forze dell'ordine. Abbiamo avuto, da quando abbiamo iniziato le nostre attività, centinaia di persone che sono passate, e anche ogni giorno di apertura in questo agosto all'Arcella è stato frequentato dalle persone del quartiere. Sono passate oltre 50 bambini al doposcuola, 40 e 50 persone che avevano bisogno di fare i corsi per la lingua italiana. Tutto però si è svolto in maniera regolare e senza tensioni. Sul posto ad osservare le operazioni anche i residenti più anziani. I ragazzi, io non ho niente da dire, poi piuttosto che rimanga chiusa è meglio che ci siano, che si amalgamano fra di loro. L'ex centro per gli anziani, occupato a maggio scorso e dedicato all'attivista honduregna Berta Cáceres, uccisa nel 2016, in quest'ultimo periodo era diventato anche punto di ritrovo per alcuni inquilini Ater che cercavano informazioni dopo l'aumento del canone d'affitto. Ma oltre ai residenti favorevoli, come l'anziana signora, c'era anche chi in questi mesi si era lamentato della presenza dei ragazzi di Potere al Popolo. L'alloggio di proprietà dell'Ater, che da mesi ne reclamava lo sgombero e l'acquisizione, aveva avviato una procedura di recupero chiedendo l'intervento della questura di Padova.